osservate, se fino a meditate è alta prosa, alta lirica, ma poi comincia piano piano a si perdere. E per me un altro poeta manno è Pedro Calzo, che ha riscritto su massaggio, che sono chimbe sonetto. Canto se bello massaggio cantare, con la cerimonia severa, le sacerdote che s'ha messa in treras, con riso in ojos e pregaria in laras. Sin nende di devoto ti preparas, in campo a primurir de aeras, quando comincia essa camineras, a lughere sull'entore per las raras. La descrizione è meravigliosa, no? Poi gioca da sopra, sa, chimbe sillabas, A, E, I, O, U, aras, eras, iras, oras e uras, con una sapienza meravigliosa. Però se mi narra sa poesia più bella, la riscritta Paulico Mossa, appare bene. Però giustifico sul fatto, perché fino a Paulico Mossa la poesia, poi ha 200 anni società rispetto alla poesia italiana. In questa poesia isso entra già nel romanticismo, Paulico Mossa. Cioè fa che il brinco sulla letteratura italiana, secondo me non si deve ancora reso conto. Sul sonetto è intitolato A Gisella. Gisella è morta. A s'ultima partita, che Rosanima solo alleato, sul sole che con muovido la vita si stanno antessi e tramontati. I sapori vi sole e fi bettita, le sapienze e lucura in sommo grado. Ma sul sole che a tenebra sbattia atti sa terra, crasa più brillante di tornare a suo mondo ogni allegria. Ma pro legge diversa e consolante, tu e non torna più, Gisella mia, a confortare l'affliggito amante. Proite ammenta il romanticismo. Issa è morta sa 7-0, Gisella de colera è morta Sapete Pagnola, la ramo? Non mi rammento di si Pagnola, Pagnola. ma vi colera, su colera. Ah, su colera. E io attribuiti il tramonto del sole a suo tramonto sa figlia di Gisella. Cioè che la natura le ha patto, si pone in lutto. Pro sa morte di questa femmina che sua amaia tanto è il tuo motivo romantico, non è più Arcadia. Però fa che una differenza. Che su sole grasa torna a bessire e Gisella invece resta la sepoltata. Questo sonetto a parere mio questo è un capolavoro. Come? Bene, Veda. Torniamo su... me la tornare. Prego. No, Piero, un'altra pregunta. Prova a rivedere che i due, se partito da gavetta, era trivagliato, io tu sa balena. Fa che schire come caldo sacco di trigo che si entrava in mulino. Prego. No, un sacco di trigo lo si intraia al suo padrone. Ah, mi sa teracco. Io caricavo la farina, però caricare su sacco i sebba, su sai non è facile. Il sebba è più difficile. E devo caricare io a 3-14 anni, su sacco 60 kg. Sapo sacca mensana si ne E quando di lui, giù, un sacco lungo. Io sono bianco, lungo devo dare. E ti la giù io, ma lui lo devi partire in due. E fini salta e vi cussa. Da voi lo gira il lui. E così che sono poi che le fanno altro netto che la gente a solito è sempre pieno in femmina sul mulino vedi a giovinotto quando più via a fiagare anche dopo così state bene asciugato e abbiamo parlato asciugato ha parlato e come tu non facevo questa cupola di trigo a cucco faceva una cupola il tarello faceva 22 kg e mezzo. Il tarello e mezzo faceva 33 kg. E la può gusto sa cupola di 33 kg. L'alleata comincia l'alleata si liuto verso dico così. Vissa padrona, ma hai che parlate? Su mare salita. E così tra babbo. Il babbo visse è vero. Però alleato la patria mia. Non ha pentese ti sentendo. Tu era che si resessi a caricare su sacca Savarina il caricatore e sempre Giovanni Antonio poi mi commettevo la birra mi la fa che non mi conosce la che non mi l'ha fatto di sera 7-8 anni si piede a me la pratica che manca io li carica sul sacco e fa che si è girata come abito fa che era babbo tanta botta e con il suo preso sacco che lui interno pretese noi chi era chi sa parte che ne sei a prima la devi tenere in mano
Quindi quando cominci il gruppo, devi alzare appena guarda che Perché valeva stata a solo, sa tecnica. Vabbè, grazie. Nominamento voi state rubando a preguntare. Sì. No, se vuoi dopo domanda di Sara fate sul fatto del suo titolo, del suo Su detto, lei suo titolo del suo libro, te la ricordi. Come da tanta cosa da narrare, ma in tutti i modi. Ma su- Con lei non vai dove in Salamonte, esse, posso indonare, in mezzo pensa che c'è Santo Matteo su campanile, a destra belle su caffette su sopra. Cazzina, più ubicato A me anche a belle su Mulino Suente. su Molino su Su quelle Suente. Deo, il suo ultimo libro, ha sognato che questo Mulino Suente l'hai a Conso, su padrone mio, e me l'hai regalato proprio per pagare tutto ciò. Sabia che ha travagliato per 60 anni, non si manco un contributo, Nulla, manco perché franco mai. Preparato Rivaliate grazie. e basta. E quindi ha poleato un'annata in pensione, sopra il libro che si è presentato tu, che è pubblicato da casa editrice tua. E il governo ha approfittato, per questa gente chiede a macchinare costruito questa storia. Sotto sono state storie E belle. noi abbiamo tradotto questa similitudine che ha poi imparato, so rimproverso, so teacher. Uno ha avuto il riferimento, fu di chiedere tutto, ma che cosa? Sì. Come ti posso sapere, dai? Una Che sapere, ma queste cose. Una pregunta veloce. Vedo che Sara si è avvento male di questa cosa bella, di un poeta bezzo e di un episodio, che non prometti ni tanta cosa. Allora, molto cudo pelli, cosa so i te prometti di fare e come stiamo a fare senza poesia in Sardegna? E bene d'amore è una tradizione che non siamo los únicos, Perché io sono iscritto a un'associazione di poeti improvvisatori, bisuni in Lucania, in Campania, in Umbria e in Toscana. Solo che essi cantano in italiano. Noi siamo los únicos che cantano su dialetti sordi. Ti pare nulla a te. E questo è un peccato che Deo una ventina di anni fa ha io incaricato a Bilardi, che vive capogruppo su PC, l'ha dato un studio sopra, una relazione sopra come si poteva fare per salvare questa attività. Non l'ha mai fatto, non gli interessa, non gli procura voto. Come in questo poeta che vive in primo, bevi tutta la sapienza, ma mento Pirasa, l'andato che Pirasa faceva su Agiano, Agiano e Bezzo, e Soggio vivi su Cogiuato con Fizzo, e l'andato che tu che vuole tu e vieni tu, e l'ha fatto mato a Adamo, che Adamo vivi sul babbo dell'altro genere umano, e l'andato che Adamo ha riposato sul giardino, ma in amargura ha cambiato suo mele. Dai suo matrimonio è nato Caino che ha fatto mano a molto Abele. Adamo attento una sorte crudele che ha generato un figlio assassino. Procusso a Sassola mi mantengo e figlio assassino non detenzo. Bene, Meda, abbiamo su tratteso attore più di sudefido, però è stata davvero una bella die di cultura dell'Imbasata. Noi diremo grazie e speriamo che lei torna con noi per un'altra intervista. Io quindi come un saluto e torno grazie a Dolores Nieddo che ci ha reciso in questa bella bed and breakfast che tore funende che in saldo in mezzo lo chiamare letto e murzo bed and breakfast il bordo delle 13 fontane che potete sagattare in sa campagna sa trattissi e usi e provando con Sardegna Nostra e con suoi amigos vi salutiamo a un'altra intervista. Grazie a tutti. Va bene. Scusa.